davvero cementa la bellezza di un lavoro che poi è diventato discografico e che di recente, con un brano che adesso ascolteremo, è stato anche oggetto di un videoclip che ovviamente traccia le bellezze del territorio e dà voce a un canto che Fernando Piras, che è componente di questo sodalizio, ha voluto scrivere su musica di Maria Chiara, e ricorda un po' la notte di San Lorenzo, quelle stelle e quell'effetto così particolare che ci porta al pensiero, al vivere uno stato d'animo che il canto riflette. Lo ascoltiamo subito. Istellas è il titolo del brano, Istellas e Disizos, perché la notte dei desideri è proprio la notte di San Lorenzo. Coro Si spera di Ololai.
Coro si spera di Ollolai, l'applauso per Maria Chiara Piras che ancora una volta li ha diretti, questa poesia che davvero ci richiama a quelle immagini che raccontano un videoclip che loro hanno voluto conservare e custodire per poi mandarlo alla memoria. Ancora un applauso a loro, rimanete con noi mi raccomando, perché a fine serata tutti qua sul palco per fare festa insieme. Con questo applauso potete guadagnare l'uscita del nostro palco, anche perché noi siamo pronti per continuare questa serata, questo concerto. Augurios Decoro, un progetto che va avanti da diversi anni, che dà la possibilità di accendere i riflettori in questa comunità. Ollolai ancora una volta si racconta, e in questo caso, in questo momento lo fa con due amici di questa comunità, appunto, che attraverso le loro voci caratterizzano i percorsi della musica. Da una parte lui con la sua voce possente, con quel percorso musicale che ha caratterizzato davvero attraverso la sua firma diversi brani, e poi c'è lei che riesce con la sua voce dolce e gentile a ritrovare una sintonia del tutto particolare. A te una canzone di Giovanotti, l'applauso per Laura Santucciu e Fabrizio Sanna. Te che sei l'unico al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie scarpe contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato un senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti, stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unico amico che io posso avere, l'unico amore che vorrei se non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un
te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato un senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei semplicemente sei compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. a te che sei semplicemente sei compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Grazie. Fabrizio Sanna e Laura Santucciu, mi metto al centro, con voi è sempre bello attraversare i sentieri della musica. Questo è un canto d'amore che lui ha dedicato alla sua lei, ma in realtà è un canto d'amore universale, perché potrebbe essere per una passione, per un bambino che nasce, per tutto ciò che si può dipingere con le note e con la musica. Vi ritroveremo più tardi e sarà un piacere ritrovarvi ancora e di nuovo. Laura Santucciu, Fabrizio Sanna. Olollai Augurios Decoro è presente sempre con alcune delle realtà locali che animano ovviamente il tracciato culturale e artistico di questo paese, che vive nel segno delle tradizioni da sempre. Ma quello che ci piace stasera è dare una proiezione anche su qualcosa che nasce e che va verso il futuro. Lui ha 9 anni e debutta su questo palco di Augurios Decoro in questa manifestazione. Giuseppe De Montis, un applauso per Giuseppe. L'abito tradizionale del suo paese, uno dei più belli dell'isola, quello maschile, e quello femminile, ritratto ovviamente in ogni dove, e poi il suono. Suballutundu e Indassa è ovviamente quello che solitamente accompagna anche le danze degli amici del gruppo folk Balladores, ma tu stasera ti proponi da solista. Ti posso chiedere chi è il tuo maestro? Gino Marchi. Che è presente in sala? Sì. Allora lo dedichiamo a lui e a tutta la popolazione di Olollai e a chi ci ascolta, va bene? Quindi facciamo prima il ballo di Olollai. Un applauso per Giuseppe De Montis. Aspettiamo un attimo, anche perché adesso ovviamente aggiustiamo un attimino 2 suoni. Che cosa manca, ragazzi? Ditemi che cosa manca, se no abbiamo l'organetto di Peppino Banda e risolviamo subito. Che cosa c'è? Ditemi. Parliamo tecnicamente, così la gente capisce, perché se non capisco io non capiscono neanche loro. Dimmi. Esatto, immagino che questo organetto abbia una configurazione nella sua elettronica che non permette di far arrivare il segnale. Abbiamo un cavo ma non è adatto per questo organetto. Ah, perfetto. Dimmi Giuseppe. Ho il cavo dell'organetto nella... Ecco, l'abbiamo lasciato a casa. Non ti preoccupare, è una diretta questa, tanto chi se ne importa se c'è... Ce l'ho nel baule. Sì, magari se fosse stato qua non avremmo fatto questa figura, però non importa. Allora, facciamo una cosa, Giuseppe, andiamo a prenderlo. Mamma, ce l'hai sto cavetto? No, non ce l'ha. Allora, facciamo una cosa, adesso lo risolviamo il problema. Ti presento più tardi.
Questo applauso mi serve per uscire dall'imbarazzo. Stacchiamo il cavo e Giuseppe adesso mettiamo a posto affinché lui possa suonare bene, altrimenti se non con questo organetto, con quello dei Peppino Bande, qua nessuno va a casa senza che tutti sia proposto, va bene? Un applauso forte a Giuseppe. Ti vediamo fra poco, Giuseppe. È delusissimo, ha ragione. Va bene, non importa. Allora, facciamo così. Se mi date a questo punto quel leggio e la canzone, rimedio io con un brano di Natale, Gio se non parte, Prossadie Natale, vi licenzio in tronco perché veramente stasera sta succedendo di tutto, ma risolveremo tutto, ovviamente strada facendo. E la canzone mi serve perché non la conosco a memoria, però è un canto ovviamente che parla del Natale, quindi adatto a questa circostanza. Prossadie Natale, applauso, canzone. Dos de quelu batin de luge sun prote niada e sparge su velu esto tu procus alture si intende esa festa de solo esas campanas, pastores que andan en quirca de alegría, anden de esa gruta son cosas bellas baianas, junto tu sapizzinia, Prossadie Pascas cumplidas e productos mundos apague que passe dentro de su coro. Prossadie Natale, totus as sofferenzias finidas e chi zire da fondo cosa manutentra sadie de oro. Candida, sa cometa più smanna, quasi da coa traslada, e sonana, sarla un'edda se cannas, limpida che pesada. Vendrán sarcenías de paguete bonidades, tenores que cantan un paresa niña, intentan in coro pro sentimento e piedade, viva buona armonia. Prossadie Natale, con salud esas pascas cumplidas e pronto su mundo s'apague chi passa dentro e su goro. Prossadie Natale, totus as sufferencias finidas e chi zire
todo su mundo s'apaga chi passa intro e su coro. Grazie. Questo è un brano bellissimo di Natale che hanno scritto per me ed è uno dei doni più belli che ho ricevuto nel corso dei miei Natali. Peppino Bande, che più tardi sarà con noi su questo palco, e Nicola Loi che ci sta seguendo, al quale dedichiamo ovviamente tutto il nostro affetto. Allora, entro subito nel vivo della prossima protagonista, perché è una giovane di Desulo, ha soltanto 17 anni ed è allieva della scuola di danza Happy Dancing di Nuoro. Ha un curriculum niente male, perché pensate che è stata prima classificata al campionato nazionale Performer Cup di categoria nazionale, prima classificata al campionato europeo Performance Cup di categoria e seconda classificata al campionato mondiale Performance Cup di categoria che si è svolto a Ostia. Stasera propone come primo intervento sulla coreografia Escape curata dall'insegnante Silvia Olianas questo momento che su questo palco avrà modo di evolversi attraverso la sua eleganza, la sua bravura e il suo talento. Un applauso per Lavinia Peddio. Shake your body, don't stop, don't miss. From my lips to my fingers to my toenails. Exponential 99, this ain't going on sale. All these bars, pussy, baby, I do not do friends well. Now the haters, but I promise that I won't tell. Tap, tap, tap. This is how we do it. Bump, 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 bump it up. Bump, bump, bump it up. Just blaze. Hold up. Get your hands in the air, it's a stick up. Shake your tambourines, move it quicker. Yeah, I'm shaking down the town, get the picture. Hop to the beat like a pro, don't you love that? Shake it to the flow, gotta love that. Get your ass on the dance floor, Move them out the way if they ain't doing it how you want yours. You ain't got to ask, keep giving more. Don't need my permission, y'all heard what you waiting for. 1, 2, 3, everybody! Lavinia, vieni qua al centro. Quando si dice spettinare una platea, nel gergo vuol dire arrivare su tutti come un'onda bellissima, in questo caso di passione, e creare subito una bella atmosfera e suscitare tanta ammirazione. Di Desulo, giovanissima, ma in questo suo percorso breve, perché è iniziato l'altro giorno, anche se in realtà ti stai esercitando da un bel po' di anni, ha conquistato tutto quello che c'era da conquistare laddove lei ha portato ovviamente la sua forza e la sua eleganza. Più tardi la ritroveremo, entreremo in un altro genere,
ma sarà lo stesso bello vederti qua su questo palco di Ololai. Lavinia Peddio. Augurios Decoro è la costola gemella di Apizzin Numitorro, che è questo evento che produce, insieme a quello che stiamo vivendo, emozioni sotto l'albero. Sono due eventi gemelli, il primo un po' più caratterizzato dalla presenza dei bambini e il secondo invece mette insieme esperienze di vario tipo. Ma la forza con cui ha strappato i cuori l'altra sera ci ha proprio costretto con amore a richiamarlo su questo palco per far sì che anche voi possiate beneficiare della sua bravura e del suo talento. Lui è stato protagonista assoluto di Io Canto Generation edizione 2024, che si è conclusa recentissimamente, ha rappresentato la Sardegna e stasera è qua per sfogliare altre pagine di questo repertorio a cui ha dato voce. Un applauso bellissimo per Walter Puddinu, eccolo qua. Ciao. Adesso lo sentirete cantare, poi mi direte, ma quello che mi piace di lui è la sua personalità artistica. Prima, durante le prove, gli ho detto proviamo il pezzo che canterai. No, non posso spoilerare il brano che dovrò fare dopo, deve arrivare come un'emozione nuova, giusto? Sì, E che cosa hai scelto di cantare? Due vite. Che è un brano che ha vinto Sanremo? Sì. Di chi è? Marco Mengoni. Allora, voi l'applauso e lui la canzone. Walter Puddinu. Grazie. Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se vuoi io ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, come un cielo ad un passo da qui, se mi mostri le fatte. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo lì sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè con limone contro l'engor, sembra una foto mossa, e ci siamo fottuti ancora una notte con il locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi. Dove sarai, dove vai quando la vita poi esagera? Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi, 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 ma che ci rifanno due vite. Siamo soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno li sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo liberi sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, per distrarre le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone
E non finisce l'applauso per Walter, complimenti Walter. Grazie. Ma della televisione, cosa ti è piaciuto di più? Gerry Scotti come ti ha accolto? Hai visto il dietro le quinte? Come si gestisce tutto quel mondo? Allora, la cosa che mi è piaciuta di più è... Sì, come mi ha accolto Gerry Scotti durante il programma, ma molto, gli amici mi sono fatto molto. E hai contatti con loro sempre? Sì, sì. Ascolta, puoi guardare in camera e fare a tutti gli auguri di buon Natale. Auguri di buon Natale a tutti. Grazie Walter Puddino Grazie a voi. per le tue canzoni, per la tua musica e per la bellezza di questi giovani davvero che si affacciano a questo mondo con tanta passione, ma anche con preparazione e determinazione. Ancora i microfoni che tornano qua al centro della scena, noi ci prendiamo un secondo per allestire lo spazio. Adesso tornerà sul palco Giuseppe Orlolai, questa comunità che produce davvero bellezza, che produce eleganza. Giuliano prima ha parlato del gruppo folk Balladores e sono tante le associazioni che davvero sposano la cultura, le tradizioni di questo centro dell'isola. E io insieme a Giuseppe vorrei ricordare chi in qualche modo ci ha suggerito il nome di questo evento, a Pizzinnu Mitorro, perché Ziuberto, che era il suonatore storico di questa comunità, quando si ritrovava in compagnia del suo organetto, attraverso la voce e attraverso il suo entusiasmo caratterizzava i passaggi appunto in musica di Apizzinnu Mitorro, perché era come un viaggio nella musica ma anche un viaggio indietro nel tempo. E con un applauso a Ziuberto davvero che ci racconta le nostre tradizioni. Con questo applauso vogliamo salutare Giuseppe e fare davvero a lui l'augurio per una carriera all'insegna dell'organetto e della sua musica. Giuseppe De Montis. Facciamo finta che... Giuseppe, aspetta, fagli sistemare bene e al meglio il cavo. Giuseppe, quanti anni hai tu? 9 anni. Su ballo tu girava in dassa, questo è il ballo che ci farai sentire, giusto Giuseppe? Cosa fai nella vita? Sono l'organetto e gioco a calcio. Giochi a calcio, quale squadra tifi? Inter. Che non abbiamo sentito che squadra tifa. Giuseppe, pronto? Adesso deve andare tutto bene. Fateci sentire questo applauso, Giuseppe De Montis.
Giuseppe De Montis, il ballo di Ololai. Vieni Giuseppe, ti spogliamo di cavi, sedie, aste, in maniera tale che tu possa avere su questo palco la tua foto ricordo, anche perché è un debutto in una manifestazione così importante che si svolge a Natale. E quindi ovviamente sai che siamo anche in diretta, quindi ti hanno visto anche i tuoi amici. Hai amici anche di Gavoi? Sì, Quanti? tanti. Tanti. Ti hanno visto anche gli amici di Gavoi. Intanto un applauso forte per Giuseppe. Grazie. Ci vediamo dopo. Allora, una delle protagoniste di questa Sardegna che canta, con una voce bellissima, ma in questo canto lei riesce ancora di più a entrare dentro una suggestione. L'Alleluia di Cohen è stato interpretato da tante voci nel mondo, ma lei ha fatto un'operazione speciale perché ha riscritto il testo in lingua sarda, perché lei è interprete ma anche autrice, e ce lo restituisce con una veste nuova e personale. E quindi ci fa davvero piacere poter ascoltare uno dei momenti più belli di questa serata. Cecilia Concas. Charatie, tanto in succhelu, non va una noe, tu aberi si su coro, a si speranzia, quando babbo manno, su vizio ha mandato a liberare a noi, dai suo peccato, con suo solo
Soscoros unidos a fregadori e faghi a manera che sia d'unita gai sodio si mude chi s'amore s'amistade pone in sa terra non lasci niuno in abbandono rete sa gloria babbo buono alleluia 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 santificato su nome tuo, sa terra che regne comente tue naras, e indonzito su pane non manche mai, die lugorosas manda dai cielo, abundante sia, saponidade para las alturas a poner pague. Aleluya, aleluya, oh babbo mio, ascoltami. Grazie, grazie, Cecilia Concas, ancora un applauso. grazie. Questa donna bellissima. Alle mie spalle io preparerei il momento che sta per arrivare. Noi ci possiamo approssimare un po' verso di loro, anche perché le Launedas e l'organetto adesso dialogheranno e lo faranno per voce e talento di due artisti che ben si conoscono e riescono veramente a creare arte nella tradizione. Però mi piacerebbe, Cecilia, che tu portassi i tuoi saluti e i tuoi auguri alla comunità di Ololai. Ecco, io a Ololai ormai sono ospite fissa, quindi sono contenta di essere qua con voi questa sera, di rinnovare nuovamente questo appuntamento. Io auguro un bellissimo Natale e un fantastico 2025, che sia una ripresa per tutti. Ci vediamo dopo perché nel finale saremo tutti quanti su questo palco e sarà bellissimo ritrovarsi veramente per un momento conclusivo. Cecilia Concas, io ho già anticipato
Laonellas e Organetto dialogheranno, due artisti che in qualche modo ci faranno anche vedere delle immagini attraverso la musica che compongono man mano che suonano ogni volta in maniera diversa. E quindi l'applauso è per Peppino Bande e Roberto Tangiano.
Venite qua al centro e godetevi il saluto di questa platea. Tra l'altro Peppino è parte del territorio, è uno di noi perché Sarule è lì dietro l'angolo, quindi un applauso per Peppino Bande. E Roberto, che arriva da un po' più lontano, in realtà ha sposato di fatto la comunità di Ololai, che lo accoglie in tante circostanze e col piacere di questa sera. Roberto Tangiano. Grazie davvero ad entrambi. Allora, qualche minuto e arrivano i Jalis, ve lo dico già perché c'è molta attesa per questo duo che veramente è arrivato a Ololai stamattina, è rimasto incantato dal paesaggio, dal territorio, dall'ospitalità. Però io vorrei un mio amico, vieni Enrico, vieni, anche perché lui è un giovane e fa delle incursioni nei nostri incontri. Buonasera. Un applauso forte per Enrico. E ci piace sempre, dalla voce di un giovane, sentire magari che cosa si pensa sul Natale, sulla bellezza di questa festa così particolare che è Apizzin Numitorro, e augurios decoro nello specifico stasera che stiamo ancora una volta cantando il Natale. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Questo era tedesco, il filosofo Friedrich Nietzsche, che disse 200 anni fa che senza la musica la vita sarebbe un terribile errore. La musica è uno dei bisogni più innati dell'essere umano. Ci sono ricerche che dimostrano che ancor prima di sviluppare il linguaggio, gli uomini delle caverne producevano una forma di musica per il forte valore sociale, per il valore aggregativo, e infatti tutt'oggi esiste una branca sanitaria, la musicoterapia, che la utilizza per curare tutta una serie di patologie che vanno dai semplici dolori fino a delle forme di demenza, perché la demenza colpisce quella che è la mente, che è l'anima, e la musica è la lingua dello spirito. Infatti permette di creare una corrente segreta, una connessione tra il cuore di chi la produce e l'anima di chi l'ascolta. E stasera i nostri grandissimi musicisti e interpreti ci hanno permesso di poter apprezzare ciò. Dovete sapere che uno scienziato russo ha dimostrato che il nostro DNA, il nostro codice genetico, i mattoncini che compongono le nostre cellule, suonano musica. Infatti contengono tutta una serie di informazioni che da un lato creeranno quello che è l'essere umano, ma dall'altro hanno una specifica frequenza che, se si potesse tradurre in una frequenza udibile dall'orecchio umano, ci permetterebbe di ascoltare il nostro interno, il nostro DNA. E se ascoltassimo la melodia unica che ognuno di noi suonerebbe, perché il codice genetico è unico per ognuno di noi, forse si avrebbe più rispetto della vita umana e di tutti gli esseri umani. Come ci può insegnare quello che è lo spirito del Natale. La musica ci insegna l'armonia, ci insegna a concordia, a riunirci per celebrare assieme una festa, come ce lo insegna Apizzin Numitorro, a tornare bambini. Il bambino è una forza, una potenza. Il primo atto con cui viene al mondo è un urlo, un canto, il più bel canto che i suoi genitori e chi lo amano potrà mai sentire. E il bambino ci dà altri 3 grandi insegnamenti: a non prenderci mai troppo sul serio, perché quando ci si prende troppo sul serio poi magari capita che invadi un paese confinante perché la pensa diverso da te. Ci insegna a rispettare la parola data e ci insegna che un giorno senza sorriso è un giorno perso. Allora, in questa serata appunto musicale di armonia, mi piaceva lasciarvi quella che è la mia interpretazione della musica, uno stimolo a stare assieme, uno stimolo a dedicare qualcosa all'altro, perché ciò che facciamo per noi stessi nasce e muore con noi. Ciò che facciamo per gli altri, come la musica, è infinito, e l'infinito siamo noi quando non smettiamo mai di portare avanti le nostre idee e quando crediamo in una nuova umanità che non voglia più guerre, ma musica e armonia. Buona festa a tutti, possiate tornare Pizzinusu e buona serata. Grazie. Grazie Enrico, grazie di cuore, e torniamo
a cantare il Natale, si fa per dire, perché noi ogni tanto ci concediamo anche delle pause, e mentre ero giù e ascoltavo un po' gli umori, ho sentito la vocina di questa sorellina d'arte. Voi andate molto d'accordo, Sì, moltissimo. giusto? Allora, lei si chiama Lidia, è tua sorella. Lidia, vediamo se il microfono intanto funziona, fammi sentire. Sì, funziona. Allora, le ho detto, mi fai un pezzettino così a cappella di una canzone che ti piace, proprio per il piacere di farci ascoltare, se la prossima volta magari a Io Canto ci andrà la sorellina. Fammi sentire, quale hai scelto di canzone? Lady Oscar. Proviamo a sentirla. Silenzio assoluto che non c'è musica, eh? Applauso prima e poi canzoncina. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guance, Oscar ti chiamerai tu. Ma il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo il fioretto, Lady dal fiocco blu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere, batterti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandi dame a corte ti invidiano perché. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere, batterti sei tu. Oh Lady, 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 oh Lady, 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 oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady. Ma abbiamo già un'ospite annunciata della prossima edizione di Appizzin Torro. È il fratello che le dà un bacio, che la conforta al termine dell'esibizione, come per dire, vedi, l'emozione poi non ha avuto il sopravvento, ma la bravura sì. Allora facciamo una cosa, Lidia, presentiamo tuo fratello, che adesso ci regala un brano che ha per titolo Guasto d'amore. È una canzone di Bresh. e la canti tu. Applauso per Walter Puddinu. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira, una canzone leggera che mi pezzi sulla vita. Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare, ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia e mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. Sarò con le braccia sempre in aria, con l'ultimo grido appeso per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo. Proverò a cambiare strada grazie a tutte ste parole che mi porteranno altrove, che mi portano da te. Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte ste sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il grifone mi trema la pancia e mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare, perché se tradisci la faccio passare gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare. Grazie. Grazie. Walter Puddinu, ma sei veramente ormai un piccolo
piccolo abitante di Ololai, perché ti hanno adottato un po' tutti, ma anche gli amici che sono arrivati dai centri vicini. Quindi sei contento? Sì. Non è che bisogna essere solo diozieri, anche del territorio, va Sì. bene? Allora, davvero, io credo che con lui a Io Canto Generation abbiamo avuto un pezzettino di Sardegna che si è fatta valere e stasera ce lo ha dimostrato. Walter Pupino, Grazie. ciao! Ciao. È arrivato il momento che in tanti aspettavamo, perché davvero questi due artisti da anni coltivano l'amore per la musica, ovviamente frequentandola, con brani che portano non solo nelle piazze italiane, nella televisione che ovviamente è parte di questa nazione importante, ma fanno il giro del mondo proprio con le loro voci, con la loro simpatia, con il loro modo di proporre ovviamente la musica e la bellezza che la musica esprime. Noi partiremo così, con un bel applauso, la musica e loro sul palco. Signore e signori, i Jalis! Buonasera Ololai e tantissimi auguri di buon Natale. Ciao! E grazie per averci invitato, siamo veramente molto felici. Siete tanti e siete molto belli. Vai col primo brano, vai. Adesso che ho 15 anni e vivo nell'ansia del mondo, vorrei assomigliare a qualcuno cercando qualcuno che vive dentro di me. Sono semplicemente una rosa che vuole sbocciare per te. Vorrei staccarmi dal libro come una pagina, prendere il volo con te, con te. Segnalo sul tuo diario l'amore com'è e dimmi chi è, dimmelo te. Un amore che chiede perdono, ascolta anche me. Io questo amore non lo conosco. Aiutateci con le mani, dai. Questo amore non lo capisco. Noi che siamo sempre stati insieme, non sappiamo chiedere perdono, perdono, perdono. Ora che più di 50 e vivo promesse di inganni, confusi tra ciò che è il pensiero, ieri com'ero e come sarò. Che sia una grande città o sotto un dolce ciliegio, vorrei svegliarmi domani e sentire che il mondo ha scoperto la vita con te, con te. L'amore che abbiamo sognato, se dirmi dov'è e dimmi chi è, dimmelo te. Un amore che chiede perdono, ascolta anche me. Io questo amore non lo conosco, questo amore non lo capisco. Noi che siamo sempre stati insieme, non sappiamo chiedere perdono, perdono, perdono. Ed io che ho passato i miei tempi e che gli anni di piombo sono stati un inferno, ti guardo e mi sento pesante, le mani che tremano dentro un ricordo. Passiamo lo stesso passante, che tanto ce n'è in abbondanza, di amore e coraggio ci vivo, adesso che gli anni ne ho 80. Con te, l'amore che abbiamo sognato, sai dirmi dov'è. Io questo amore non lo conosco, segnalo sul tuo diario l'amore com'è. Questo amore non lo capisco e dimmi chi è. Perdono, perdono.
Grazie! Questo l'abbiamo scritto in parte sull'Isola dei Famosi Eravamo su lo un'isola. scorso anno, su un'altra isola, non bella come questa, non bella come questa. Esatto, infatti volevo appunto dire che secondo me il mare della Sardegna è meraviglioso. Noi siamo arrivati in Honduras con l'Isola dei Famosi, ma credetemi, c'è niente a che fare. Il mare della Sardegna è il mare della Sardegna. Quindi... E la gente della Sardegna... Vabbè, ma lì non potevamo conoscere nessuno, Fabio, ma io scusa, ho dei cugini, dei parenti ad Alghero e quindi so l'accoglienza. Ma lì non mi ci hai mai portato. Il calore che date voi è fantastico. E l'abbiamo scoperto anche oggi incontrando nuovi amici, perché da Giuliano in poi anche fino all'organizzatore abbiamo scoperto anche belle persone anche qua. Quindi grazie per la vostra ospitalità. Vai con l'altro. Pesano i miei stivali, i gradi addosso come il sole, convivono paure e malanni, mi sveglio con le tue parole, il sacco pieno di speranze, la musica che dedico a te. Stasera sei ancora più distante da me e scrivo queste frasi perché solo le stelle mi ascoltano quanto amore c'è. Il paradiso è qui, È ciò che siamo noi, due lettere di una poesia, le lacrime non vanno via, la vita siamo noi, l'inferno invece è qui, i dolori che ci annientano, gli spari che ci abbagliano, il fuoco dell'avidità non è quello che scalda noi, l'inferno ci trasforma e paga i debiti, siamo giudici di cuori deboli. il paradiso è qui, e in ciò che siamo noi, due lettere di una poesia, ti amo alla follia, la strada che mi porterà da te, la vita siamo noi, l'inferno invece è qui, i dolori che ci annientano, se chiamo il nome tuo, gli spari continuano, ma io lo so, che il paradiso avrò. Il paradiso è noi. Grazie. E con questo brano abbiamo tentato il Festival di San Marino per l'Eurovision Song Contest L'abbiamo quest'anno. tentato, l'abbiamo fatto il Festival Insieme, di San sì. Marino. Una voce per San Marino. Insieme a Loredana Bertè e a tanti altri artisti è stata una bella esperienza anche quella. Però, Perché vabbè, comunque a noi piace, l'Eurovision Song Contest è stato veramente un momento di grande emozione per noi. allora, Poterlo rifare sarebbe stato fantastico. se non sbaglio adesso c'è un brano, c'è una cover di un pezzo che ha fatto Alessandra a Tale Quale qualche anno fa, mi pare 2018 o 19, non me lo ricordo. 18. 18. Ecco, 18, 19. Mandalo pure, che così vediamo se è quello là, perché se non Se è ricordo male. quello. È Esatto. quello. Ah, qui abbiamo bisogno delle vostre mani, e anche delle vostre voci. Un brano che conoscete. Was alone
Tale e quale a Blondie. Uguale, ugualissima. Tale e quale. Cioè, sono uguale a Blondie, no? Guarda. Ne mettiamo a posto il tappeto, quasi noi inciampiamo. Sì, vorrei mai fare un volo. Oh, ma hai sentito che forte il bambino che ha cantato poco prima di noi? Ma siete tutti così qui a Ollolai, così bravi a cantare? Oh, tosto, bravo. Ragazzino, in gamba. Bravo. Allora, invece, voi saprete che Sanremo non chiama i Gialisse, Ollolai sì. Mi sembra giusto, scusa. Mi è arrivata una goccia sul collo, ho detto la verità, quindi... No, amore, sta gocciolando. Sto gocciolando, non io, tesoro, non io. No, sta gocciolando, ho detto stai Io capisco che faccio le lavatrici e combino tutti i casini, ma adesso se ti gocciola ti si ritira tutto il maglione. Per chi non lo sapesse, noi siamo sposati dal 99 e insieme dal 92. Quindi... Grazie! Abbiamo fatto 25 anni quest'anno, cioè... E vai! Però sono 28 da Sanremo, quindi noi cosa è successo? Hai fatto tutto de date, Esatto. Quindi praticamente noi abbiamo ritentato anche quest'anno, però ad Alessandra è venuta in mente una genialata. Quando Carlo Conti ha annunciato i 30 che sarebbero stati i 30 artisti che sarebbero andati a Sanremo, Alessandra poco prima che iniziasse il TG mi ha detto no, qui dobbiamo brindare perché se non tanto passiamo, sappiamo che non ci siamo. se quest'anno non passiamo bisogna brindare. Ce l'hai il prosecco? No. Ce l'hai una bottiglia di vino? No. Ce l'hai spumante? No. Non c'è il prosecco che insomma è italiano, almeno lo spumante, champagne no, perché sì, ma non scusa, lo da vediamo. Buona Veneta il prosecco dovrei Buona Veneta il avercelo prosecco. Allora avevo due birre Poretti, nel senso, ma no, per l'amore di Dio, sono buonissime, ma cioè due birre proprio ma scusa, ma due birre proprio semplici. Ma va benissimo così. Molto popolari, perché noi ci riteniamo comunque, insomma, molto basici. Abbiamo detto, prendiamo due birre e aspettiamo Carlo Conti. Ma se dovesse Carlo Conti poi dire che ci siamo, che facciamo? Mi alzo e me ne vado. Ah, proprio sì. totalmente contro. Proprio, insomma, no, esatto. Però nel caso ci fosse questa 28esima no, facciamo un brindisi, stappiamo tutto. Allora, abbiamo fatto così, abbiamo messo in diretta su Instagram, con le birre in mano, aspettavamo, non eravamo nel cast, l'ultimo nome, stappato, e abbiamo brindato a questo 28esimo, perché è un record, perdonami, cioè è un record. Sì, poi vabbè, sicuramente ci sarà qualcun altro, perché poi... fanno capoccetta tutti quanti, ma io 32, sì, io 30, però insomma adesso va di escono moda. tutti che si va di moda, esatto. È una moda giallitica ormai. Però noi a Carlo avevamo consegnato due canzoni quest'anno, una sullo stile un po' più ballad nostro e un'altra più divertente, più scherzosa, più ironica, e ve la facciamo sentire, perché tra l'altro l'abbiamo pubblicata, siamo stati dalla Baliva, adesso siamo stati da Teleton l'altra sera. Adesso faremo altra promozione televisiva e in promozione anche in radio, quindi ve la facciamo sentire. Come si chiama? No, 28 erano troppi. Il pezzo è ironico, è la faccia divertente e simpatica di Fabio e di Alessandra, quindi di questi due folli, quindi ve la facciamo sentire perché merita. È arrivata una canzone per il fine settimana, non sono pezzi da campione, ma la musica che manca, facciamo ancora in tempo. No, la radio chiede un pezzo pop. Senti qua, che voglia di domenica, c'è un piano da suonare e un posto per ballare, stavolta non puoi dire no, ci han detto no, non ci servono due come noi con lento no. In questo mondo di stream non siamo mainstream, facciamo dischi no. Dicevi no ma poi ritornano come le sere d'estate, come canzoni suonate a cui hanno detto di no, facciamo ancora in tempo, no. La radio chiede un pezzo rock. Senti qua, c'è una chitarra elettrica, chi ti fa innamorare non te lo puoi scordare, stavolta non puoi dire no,
questo mondo di stream, non siamo mainstream, ma poi la fischi. Dicevi no, ma poi tornano come le sere d'estate, come canzoni suonate a cui hanno detto di no, 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 no. Grazie. Non ve l'aspettavate, lo so. Io quella della lirica che mi metto a fare no, 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 no. Lui che si mette a cantare, che di solito suoni più che cantare, giusto? No, ma io mi domando, e il prossimo anno? Non lo so, mi verrà in mente qualcos'altro, ho 365 giorni da pensare. Perché guarda. ci riproviamo ancora, non molliamo. Ovvio. Cioè, ormai è una scommessa. Ormai è una nostra scommessa, quindi. Ok, va bene. bene. Va bene. Babbo? Va bene. Ne riparleremo. no. Ci abbiamo tempo un anno ancora per pensarci. A voglia Vai col lavorare prossimo ancora. brano, questa è una dedica. È una dedica che vogliamo fare. Io sono nato a Roma, il pezzo è un pezzo Io no. storico, riarrangiato in un modo particolare. Lo riconoscerete. Su! Dai, su con le mani! Su! Roma, dove sei? Eri con me. Oggi prigione tu, prigioniera io, romantica città. Ora vecchia realtà, la tua porta e la fai, ma non sai che pena mi dai. Roma bella volemus e tu asfalto lucido, arrivederci Roma, monetina e voilà. C'è chi torna e chi va, la tua parte la fai, ma non sai che pena mi dai. Ma piove il cielo sulla città, tu con il cuore nel fango, l'oro e l'argento la sole da te, paese che non ha più campanelli, poi dolce vita che te ne vai su lungo Tevere in festa, concerto di viola e mondanità, profumo tuo di vacanze romane. Suonali! Grazie. Adesso hai anche la tastiera virtuale. Allora, noi vogliamo ringraziarvi per l'ospitalità, questo breve momento, però per noi molto bello, perché la vostra veramente è un'ospitalità rinomata e la gente se ne accorge sempre e solo quando poi viene in questa terra e se ne rende conto. Io vi dicevo, dei cugini
che è tanto che mancavo dalla Sardegna. In realtà anche musicalmente proprio noi in Sardegna abbiamo fatto Dicasi che siamo vergini, dai. zero, ma Esatto. proprio 0-0. Quindi speriamo che Ololai ci porti bene e riusciamo che a fare una magari- bellissima tournée anche in Sardegna quest'estate. Noi vogliamo ringraziare Giuliano, anzi se magari Giuliano può salire un attimo qui con noi, che volevamo fare questo brano che cantiamo insieme, si chiama Fiumi di Parole, che è il brano che ci ha permesso di vincere il Festival di Sanremo, di arrivare Di essere qui quarti questa sera. all'Eurovision Song Contest, di girare il mondo. La tournée è appena terminata, insomma, per il 2024 siamo stati anche in Australia, ad Amsterdam e in tante belle zone. Io Giuliano, penso- noi come allora- ci siamo conosciuti noi, Giuliano? Noi ci siamo conosciuti un anno fa a Milano, una sera meravigliosa dove io vi ho sentito cantare. Ho detto loro devono assolutamente bussare alle porte della Sardegna, perché la Sardegna sa riconoscere le persone a cui quelle porte le deve aprire. E quindi io credo che Ololai, che porta sempre fortuna, ne ha portato a noi, a me personalmente tanta, ne porterà anche a voi. E pensavo una cosa mentre vi guardavo da giù, che dovrebbe partire una sorta di sommossa musicale dalle regioni per dire: ma perché a Sanremo ci vanno quelli che non sanno cantare o che devono pure avere l'aiutino da casa, e quelli che sanno cantare davvero invece non hanno la possibilità di fare, insomma, Sai un po' più cosa? presenza? Purtroppo, per fortuna, come lo vuoi chiamare, c'è un'evoluzione della musica, quindi si seguono delle mode, si seguono delle tendenze, quindi adesso la tendenza è quella, ma secondo me la musica pop, il bel canto, la melodia non vanno mai giù di moda e ritorneranno. Secondo me, sai quale sarà il problema? Quando diranno 28esimo cantante, 29, poi arriva il 30 e dicono: a Sanremo i Jalis, voi cosa farete? Voi direte no. No, io scappo. Voi Se non mi direte alzo, no, me ne basta, vado. noi non vogliamo più andarci. No, invece abbiamo sentito che Willy Peyote ci ha citato all'interno di un suo brano, quindi noi Ma siamo non sappiamo cosa. Non sappiamo cosa dice, perché non abbiamo avuto modo di metterci in confronto, insomma, di sentirlo e di parlare con lui. Però, come vedi, alla fine è un po' come il fantasma del palcoscenico, noi ci siamo sempre, quindi è diciamo che un posto. Certo, andare lì e cantare una canzone, la tua canzone che poi fa parte del progetto inedito, è completamente diverso. Però, insomma, in un modo o nell'altro noi ci saremo, anche Ma quest'anno. stasera abbiamo visto da vicino il motivo per cui passano gli anni e la vostra musica e l'amore per la gente nei vostri confronti non è mai venuto meno. Vero. Ed è sempre stato Vero. un crescendo. Bravo, ti posso dire che quello che noi stiamo acquistando, scusami se ti sto interrompendo, ma quello che noi stiamo acquistando è proprio il volere del popolo, le persone che ci sono a fianco, le persone che ci scrivono anche sui social, sono persone che oggettivamente si avvicinano a noi e ci conoscono meglio. Noi stiamo avendo sempre più questa forza da parte delle persone che si domandano: ma perché no? Perché non è che facciamo solo Sanremo, non rimane solo Sanremo, non è il punto di riferimento, però per me e per Alessandra, che dal 1993 siamo una piccola etichetta indipendente, quindi due artigiani della musica, persone che credono nell'umiltà ma anche nel sacrificio della musica, perché questi ragazzi che fanno musica oggi devono capire che il sacrificio è fondamentale per poter raggiungere degli obiettivi. Io penso che due persone che lavorano in modo indipendente possano trovare comunque un'opportunità per poter ripresentare un progetto a Sanremo, che è stato quello che ha consacrato poi il nostro avvio, no? Per quanto riguarda la nostra professione di musica. E quindi noi siamo testardi, siamo capoccioni, si dice a Roma, quindi non molliamo e andiamo avanti, proprio perché abbiamo un bellissimo pubblico che ci segue e ci sta a fianco. È il miglior risultato. Facciamo così, perché dopo so che vi vuol salutare il sindaco, però adesso facciamo così: prima Sanremo, successone all'Eurovision Contest, non so se si chiamava così anche allora, perché poi negli anni ha cambiato un po' il Si chiamava nome. Eurofestival, adesso si chiama Eurovision Song Contest. Per l'Italia era Eurofestival, in realtà è sempre stato Eurovision Song Contest. Un trionfo assoluto. Questa canzone ogni anno diventa sempre più bella perché il tempo la rinforza, come i classici che non hanno età. Fiumi di parole, applauso per i Jalis! E la cantate con noi.
mille scuse, come sempre da te. Poi Giulina, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Provo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui, ora parla con lui. Tu che gridi in un dialetto che non è più il mio, io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film dove lei farà la pazzia. Fiumi di tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Vorrei fermare un'immagine, sentirla entrare dentro di me. Un tuo silenzio di un complice vorrei. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui, ora parla con lui. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, ora parla con lui. Finale tutti insieme, fiumi di parole. Grazie. Fantastici, grazie, Grazie, siete grazie. eccezionali. E grazie anche a Meraviglioso. questa fantastica bimba. Ciao patatina! Ciao! Aspetta, State con me anche perché voglio sentire più forte, più bello l'applauso della sala di Ololai per i Jalis. Grazie Ololai, grazie di vero cuore, veramente. Vi presento l'altro conduttore di questo incontro, poi voi siete arrivati a serata iniziata, però lui qua è di casa e tra l'altro oggi parlavamo a pranzo delle Launeddas e ti parlavo di lui nel dirti che è probabilmente, ma non se lo dico io che sono anche amico, sono di parte, ma a detta di tutti è uno dei migliori interpreti delle Launeddas in Sardegna. Roberto Tangianu, un applauso forte. Grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. È un piacere ritrovarvi in una piccola comunità della nostra Sardegna, ma il cuore delle piccole comunità batte davvero e fa grande la nostra isola, quindi attraverso le vostre voci, attraverso le vostre canzoni, però è un onore vivere questa festa, quindi il Natale, attraverso gli auguri che poi vogliamo dare a tutti i sardi e non solo. Allora noi chiamiamo sul palco chi ha organizzato tutto questo perché ci tengono ovviamente a portarvi il loro saluto, a portarlo a chi è venuto qua questa sera. Roberto. E quindi Pierpaolo Soro, vieni, raggiungici qua
sul palco anche il sindaco di Ololai, Francesco Colombo, anche perché vogliamo dare poi forza alle realtà che muovono davvero i fili di una comunità attiva. Vorremmo anche il parroco di questa comunità, Don Franco, sempre presente, sempre attento davvero a tutte le iniziative che vengono organizzate. Ben trovato come sempre Francesco. Al sindaco, ben i trovato Jalis, Pierpaolo. prego, Pierpaolo e poi Don Franco che ci raggiungerà. Il sindaco, le prime parole insomma per esprimere, penso, la bellezza di questa serata. Intanto siamo felicissimi di avere qui questi due artisti. Sappiamo benissimo che la vita degli artisti a volte è fatta di alti e bassi, ma noi siamo veramente felici di averli qui stasera, perché loro sono degli artisti veri, perché l'artista non si preoccupa delle critiche, a volte va avanti per la propria strada. Se dovessi dedicare una canzone a loro oggi, dedicherei una canzone degli anni 70 che è When the Music is Over, cioè non preoccuparsi delle critiche, ma andare avanti con grinta e pensare solo alla musica. Ed è quello che fanno. Se andiamo avanti, perché sembra che vogliamo nasconderci dietro gli alberi di Natale, almeno questa che ci serva come riga di impronta. Allora, Roberto. Don Franco, un saluto a tutti gli ololaesi, non solo. Auguri or decoro, e veramente di cuore saluto non solo la mia comunità, tutti i nostri ospiti, dai grandi artisti che noi auguriamo veramente che vadano a Sanremo, quindi un complimento grande anche per loro, ai piccoli artisti che si sono esibiti, e un saluto di buon Natale a tutta la nostra Sardegna, alle persone sole, povere, a chi sta vivendo momenti di buio e dove non c'è pace. Quindi veramente un santo Natale e anche un fruttuoso giubileo di conversione e di gioia per tutti quanti. Auguri di cuore. Grazie Don Franco. Per Paolo Soro, Ololai Capitale, veramente la Proloco e il Comune, tutti hanno concorso per regalare questa serata. Un piccolo paese, come diceva Roberto, che fa grandi cose e va preso ad esempio sempre. L'altro giorno commentavamo con i Jalis l'iniziativa che vi ha portato alla ribalta mondiale di ripopolare Ololai con insomma tutte quelle iniziative, ma vorrei che portassi tu il saluto alla comunità di Ololai e non solo. Ringrazio a tutti di essere qui presenti, veramente ringrazio la Proloco, ringrazio il Comune, ringraziamo la Regione Autonoma della Sardegna che finanzia questi eventi. Senza il contributo economico questi eventi, portare degli artisti nazionali, è impossibile farli, quindi speriamo nel futuro ancora continui a portare grandi nomi e grandi spettacoli a Ololai. Grazie di tutti, buon Natale. E allora grazie davvero, grazie di cuore. Roberto, rimani con me. Noi vi congediamo, però poi stiamo insieme perché Ololai continuerà per noi anche dopo lo spettacolo. E un'ultima domanda, che cosa vi porterete via domani mattina quando riprenderete il volo per il nord Italia? Alessandra? Ce l'ho, sicuramente ci porteremo via il calore che ci avete regalato questa sera e la vostra partecipazione, e poi il desiderio, ci portiamo via il desiderio di ritornare. Ecco, ce lo portiamo via, ma perché vogliamo ritornare. Intanto vi auguriamo buone feste e anche a tutti i ragazzi che si sono esibiti. Purtroppo non li abbiamo seguiti, abbiamo visto soltanto l'ultimo. Però che... se questa è la grinta di questi ragazzi, complimenti veramente. Ragazzi, continuate così perché la musica aiuta e a volte salva anche un certo tipo di musica, ma soprattutto fare musica, stare insieme alle persone, salire sul palco, cantare, tirar fuori anche le proprie passioni è fondamentale. Quindi aiutiamo i ragazzi a portare avanti il loro percorso, la loro anche fantasia, no? Di fare musica, perché è importantissimo. Quindi grazie, tantissimi auguri e buone feste a tutti. Un sereno 2025 a tutti, grazie. I Jalis, grazie ancora. Ciao. Grazie davvero di cuore a voi, gli artigiani della musica. Questa è sicuramente una delle più belle citazioni che abbiamo letto nell'intervista curata da Sardegna Live, la firma di Pietro
la vena, anche perché la musica davvero si riappropria della qualità, si riappropria di quel sacrificio che vuole ovviamente nel tempo maturare un contesto del tutto particolare. E ora? Noi non abbiamo finito, anzi abbiamo 3 cose, una più bella dell'altra. Torna Lavinia Peddio su questo palcoscenico, questa ragazza di Desulo che ha conquistato titoli, avete visto, nazionali, europei e mondiali, con l'arte che per lei diventa la danza, questa attività sportiva e artistica nel contempo che la rende unica e speciale. E quindi io vorrei che Lavinia tornasse su questo palco, adesso sicuramente è a portata d'ascolto, dopodiché avremo Laura Santuccio e Fabrizio Sanna e poi il gran finale ce lo riserviamo col piccolo talento di Ololai che tornerà questa volta per fare un altro ballo, ma non vi diciamo ancora quale. Quindi stiamo arrivando pian piano alla fine di questo incontro e vi ricordo che come sempre poi brinderemo insieme a questo punto non più al Natale, ma all'anno che sta per arrivare, perché Ololai anche in questo senso è generosa. Vieni Lavinia qua al centro, un applauso forte per Lavinia Peddio. Lavinia, cosa ci presenti ora? È una coreografia di contemporaneo e si chiama Mount Everest. E allora non siamo curiosi di vederti danzare, anche perché prima non so se hai sentito i tanti applausi a scena aperta, quindi sicuramente l'attenzione sei riuscita a catalizzarla e siamo certi che anche con questo momento riuscirà a stupirci. Lavinia. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Boys to buy ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. And build it up again. Tell 'em I burn it down twice just for the fun of it. Tell 'em so much money I don't know what to do with it. Tell 'em I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. Tell 'em I got me one gun and me an alibi. Tell 'em so much love that the whole thing feel like a lie. Nobody, I don't need 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 nobody. Mount Everest ain't got shit on me. Lavinia Peddio, Desulo protagonista questa sera con questa artista. Lavinia, vieni qua, vieni, perché voglio insomma che tu vada via da Ololai con questo suono nelle orecchie. Lavinia Peddio. Serata di talenti e a proposito di talenti c'è un brano bellissimo che ha per titolo Vivere. E le loro due voci quando si incontrano generano poesia, bellezza, fascino. Laura Santuccio e Fabrizio Sanna. Questo brano meraviglioso, Vivere.
cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non saprò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io che non sarò mai un Dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, fotocopiandoci il passato. Anche se non l'ho chiesto io, di vivere come una canzone che nessuno canterà. Se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone, ma se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, e tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Senza passato, vivere è bello anche se non l'ho chiesto mai. Una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la canterà. Qualcuno non mi basta vivere, cercando ancora il grande amore. Vivere come se mai dovessi morire. Ti dico no, ti dico sì, ti dico che ho voglia di vivere. Grazie. Anche a voi per essere stati insieme a noi, in qualche modo abbiamo festeggiato questo Natale insieme, quindi attraverso le vostre voci quelle emozioni sono arrivate ancora dritte nel cuore di tutti. Laura Santucciu, Fabrizio Sanna. Grazie. Siamo davvero alle battute finali, abbiamo ancora una proposta che farà da chiusura a tutto il nostro incontro. Grazie a Giuliano Marongiu perché ogni volta è puntuale nel raccontare Ollolai, questa comunità, e ovviamente dare forza a chi la Sardegna le interpreta attraverso i suoni, attraverso le voci e attraverso i balli. E grazie a Roberto Tangianu, impagabile compagno di viaggio sempre, anche questa sera. Giuseppe, vieni vicino a noi perché attraverso il suono del tuo organetto vogliamo portare in chiusura questa serata la forza dei giovani che raccontano la nostra isola, la forza della musica che ovviamente dà la possibilità a tutti noi di ritrovare il valore culturale di cui andiamo fieri e orgogliosi. Giuseppe, che cosa ci suoni? Ballo tu dica voi. Ovviamente Giuliano, vogliamo salutare anche tutta la comunità
di Ollollai, che ancora una volta ci ha accolto nel miglior modo possibile. Un saluto a Pierpaolo, ad Alessandro, a Tore, al sindaco Francesco, perché davvero organizzare questi eventi richiede tanti sforzi e tante energie, però loro lo fanno per consegnare anche a chi ci sta guardando in diretta la gioia della musica, e quindi questi confini che si allargano e raccontano un cuore che vive di emozioni, soprattutto in questo periodo che è quello del Natale. Sì. Perché stai ridendo? No, io sto ridendo perché Giuseppe non gliene frega niente di quello che stiamo dicendo. Lui non vede l'ora di suonare il suo ballo di Gavoi dopo quello di Ollollai, perché c'è una ragione. Perché tu hai suonato prima il ballo di Ollollai e adesso quello di Gavoi? Per quale motivo? Perché sono Ollollai, Certo. Scusa, tuo babbo di dov'è? di Gavoi, Tua mamma? di Ollollai. Quindi questa è la ragione, volevi fare un omaggio a papà e un omaggio a mamma. Quindi prima l'abbiamo fatto al genitore di Ollollai, adesso chiudiamo con Gavoi, giusto? Ecco, perfetto. E su queste note ci accompagniamo verso la chiusura. Buone feste a tutti, grazie per averci seguito, grazie a tutta Sardegna Live che ancora una volta con la redazione, con la struttura video è sempre presente. Arte Sonos con Joer e tutto il team tecnico e professionale. Ci vediamo presto, l'anno che verrà è alle porte e ci ritroveremo. Buon Natale a tutti, buon anno. Buone feste.